Questa è stata una stagione veramente eccezionale che ha portato questa squadra alla promozione dalla Serie C. Un successo veramente incredibile, ecco, perché è mancata soltanto in una partita questa squadra qua e ha veramente dominato il girone, vincendolo e ottenendo la promozione con 3 giornate di anticipo. È molto bello perché otteniamo dopo 20 anni, ritorniamo dopo 20 anni in Serie B, allora io c'ero e per me è una veramente soddisfazione immensa. Ringrazio veramente questo gruppo, gli allenatori, i dirigenti che l'hanno seguito veramente in maniera encomiabile. Questa squadra ha vinto anche la Coppa Veneto, quindi estremamente la ciliegina, diciamo, sulla torta, ma non posso dimenticare tutto quello che c'è dietro, una seconda divisione che ottiene la promozione in prima, che vince la Coppa Padova, un under 18 e un under 16 che si qualificano per le fasi regionali e fanno molto bene, quindi in ambito provinciale. Poi non dimentico il 14, il 13, il 12, il settore minivolley. C'è tanta carne al fuoco, tante promesse che guardano in alto alla prima squadra. Ecco, per me è veramente una soddisfazione immensa e devo veramente ringraziare tutti i miei collaboratori per quello che si è ottenuto. Le locali del Lifestyle Volley Fratte, in divisa giallonera, allenate da Antonio Civiero e Marco Rubeca, schierano Sara Gazzola alzatrice, Elisa Voltano opposto, Arianna Michieletto ed Elena Rulli schiacciatrici, il capitano Loredana Marcato e Anastasia Guerra centrali, Cinzia Callegaro libero. Le ospiti del Super Volley Piombino, in tenuta blu, guidate da Pier Leonardo Zoppellaro, giocano col capitano Lisa Volpato alzatrice, Alessia Segalina opposto, Ilaria Zanini e Veronica Basso schiacciatrici, Marida Porcellato e Giada Miolo centrali, Madalisa Olivieri libero. La ricezione imprecisa delle locali e un attacco fuori della Rulli favoriscono l'iniziale vantaggio del Piombino, ma il Fratte replica con Voltan, Michieletto e con la giovanissima centrale Anastasia Guerra, chiamata a sostituire l'infortunata Cabrele. Il Piombino appare tonico con Basso e Zanini, efficaci in contrattacco. Le locali però resistono grazie al buon lavoro del sistema muro-difesa, limitando il distacco entro i 2 punti. Poi i contrattacchi vincenti della Marcato in fast, di Voltan e Rulli, portano avanti le giallonere sul 18-16. Le ospiti rientrano sul 18 pari, colpendo con la Zanini e con la battuta a punto della Porcellato, ma il primo tempo della Guerra, il mani fuori della Rulli e il muro vincente della Voltan sulla Segalina proiettano il Fratte sul 22-19. La Zanini tiene vivo l'attacco del Piombino, ma la precisione di Rulli e Voltan in fase di cambio palla e il servizio della Segalina, fuori di un'inezia, danno il primo set alla Style. Coach Zoppellaro inserisce la giovane centrale Chiara Brazzalotto al posto della coetanea Giada Miolo, mentre nel Fratte entrano Sofia Fantinato, alzatrice classe 92 per la Gazzola, e Stefania Morosinotto per la Voltan. Dopo un avvio equilibrato, le locali beneficiano di un filotto di 3 errori in attacco del Piombino, ma le ospiti azzerano il gap sul 7 pari grazie ai punti di Basso, Zanini e alla schiacciata fuori della Rulli. La Porcellato risponde alla bella fast della Marcato. Il Super Volley difende quasi tutto, ma nulla può contro i primi tempi della Marcato e della talentuosa Guerra. Sull'11 pari il Fratte accelera e fa il break. Una doppia della Volpato, le conclusioni vincenti di Michieletto, Morosinotto e un ace in jump float della Guerra fa volare sul 17-12 le giallonere, che poi allungano sul 19-13 con un altro primo tempo e un muro vincente della Marcato sul pallonetto della Basso. La ricezione del Piombino salta, l'attacco scompare e il Fratte porta facilmente a buon fine la seconda frazione per 25-16. Antonio Civiero dà il giro alla panchina facendo partecipare alla festa tutte le giovani. La banda Anita Piero Bon, classe 93, rileva la Rulli. Il secondo libero, Barbara Andrigo, sostituisce la Callegaro. Esperienza e qualità tecnica sono garantite dalle ottime Marcato e Michieletto, ma la nota più bella della serata è senz'altro la stupenda prova di Anastasia Guerra, classe 96. Grande fisico, ottime doti tecniche e un futuro radioso per questa centrale, reduce dalla recente vittoria del Trofeo delle Province con la selezione di Padova. Le ospiti restano in partita fino al 9 pari, quando 2 muri vincenti di Piero Bonne e Guerra propiziano il break del Fratte, che si avvantaggia sul 12-9.
Segalini e Zanini, le migliori del Piombino, lottano tenacemente, ma le locali allungano sul 19-13, colpendo più volte con Guerra, Morosinotto e Piero Bon. Poi Marcato e Micheletto conducono la Style Fratte alla meta e proprio la forte banda numero 1 firma la 25esima vittoria in campionato. Il resto è pura gioia. Innanzitutto grandi complimenti al Fratte, hanno lavorato molto bene quest'anno e hanno giustamente raggiunto il loro obiettivo. Per quanto ci riguarda, vabbè, noi ci lecchiamo un po' le ferite, adesso avremo un po' di tempo per cercare di capire e metabolizzare che cosa abbiamo fatto di giusto e che cosa abbiamo fatto di sbagliato ovviamente. Faremo qualche riflessione molto profonda, con tranquillità, cercando di reimpostare il gruppo, reimpostare le cose in modo da riuscire a fare una prossima stagione vincente e ancora entusiasmante per tutti. Stasera sono stata per la prima volta titolare in Serie C con questa squadra fortissima e io ho dato il meglio di me, mi sono impegnata, ho cercato di mettere giù subito il pallone anche se nella squadra che gioco io non è sempre così. Questa stagione è stata lunga, molto impegnativa e devo dire che la B2 ce la siamo guadagnata. Quest'anno è stato un anno pallavolistico formidabile, è stato un trionfo sia la Coppa Veneto, il campionato, abbiamo vinto e stravinto con tutte quante. Abbiamo fatto 2-3-2 e dopo tutte vittorie 3-0, 3-1. Questo dimostra un gruppo solido, formato da vecchi e da giovani. Abbiamo lavorato molto, sì, ci sono stati dei momenti difficili, però li abbiamo superati con la grinta e la voglia di vincere. Finalmente dopo tanti anni di sacrifici io insieme a tutte quante abbiamo coronato un sogno che portavamo con noi da tanti anni e quindi non posso che dire che è stata una bella soddisfazione e niente, ringrazio tutti quanti anche per l'occasione che ho avuto di fare questa bellissima promozione e con una bellissima squadra. Noi come amministrazione comunale dobbiamo un grandissimo ringraziamento a questa società sportiva, innanzitutto per la grande valenza sociale delle attività che propongono ai nostri giovani, offrendo loro l'opportunità di passare molte ore in un ambiente sano, in compagnia, quindi con una grandissima valenza sotto il profilo sociale della crescita dei nostri ragazzi. A questo si aggiunge poi quest'anno questo risultato incredibile che darà sicuramente grandissimo lustro alla nostra comunità, perché è indiscutibile che la possibilità per un paese di 7.000 abitanti come il nostro di poter calcare l'anno prossimo un palcoscenico prestigioso come la Serie B2 costituisce sicuramente un'opportunità enorme. Quindi ecco, io mi sento veramente di ringraziare il presidente Emanuele Rizzo, tutti i volontari, tutti i dirigenti della società Volley Fratte per questa grandissima impresa. Ecco, posso garantire che l'amministrazione comunale farà la sua parte e cercherà di rimanere vicino a questa società per questa nuova avventura. Ci proiettiamo verso un campionato più difficile, più importante e sicuramente più ambizioso. Il marchio A-Style si è sempre legato a eventi sportivi, devo dire che per la prima volta abbiamo abbracciato il mondo della pallavolo, quello femminile, che dai numeri sembrerebbe uno sport assolutamente frequentato e ambizioso per quanto riguarda questa componente. Noi siamo sempre stati vicini ai motori e siamo contenti di esserci avvicinati a questo sport, anche perché insomma, abbiamo vinto e quindi siamo contenti, ecco, siamo contenti.